Sono il dottor Carlo Longato, sono il direttore delle cure primarie del distretto 3 e del polo disabilità, per tradurre l'ex Istituto GRIS nella parte che è stata presa in carico dall'ULSS numero 9 e dove è stato cominciato un percorso di superamento della grande istituzione, di riqualificazione dei servizi e a cui si è cercato di dare comunque una risposta ai bisogni delle persone molto eterogenee che erano all'interno. All'interno c'erano molte persone affette da problemi della sfera autistica. Il lavoro che abbiamo fatto all'interno è stato quello di cercare di riportare persone all'interno di situazioni di vita diverse da quelle della grande istituzione e di conseguenza a lavorare ed agire sulle metodologie. È chiaro che la riqualificazione passa attraverso molti interventi, ogni intervento ha la sua importanza. Ciò che è significativo di questo tipo di esperienza è il fatto che non esiste un'unica metodologia, esistono più approcci al problema, tutti devono essere considerati e messi sul tavolo, utilizzati nelle situazioni a seconda del bisogno della persona, perché ogni persona in quanto tale è un'entità unica, senza con questo creare derive ideologiche su un modello piuttosto che su un altro. Pericolosissimi questi, perché fanno perdere di vista i bisogni reali della persona e li incanalano all'interno di una unica situazione. Abbiamo bisogno di apertura, di varietà, di confronto. Solo in questo modo saremo in grado di affrontare situazioni da quando sono piccoli a quando diventano adulti, uomini, donne.